La vittoria del centrosinistra a Castelfranco cambia la geografia politica. A guidare la città del Giorgione c'è Maria Guimenton, alla guida di una coalizione ampia, allargata al turno di ballottaggio, sottraendo al centrodestra un municipio di rilievo. Sicuramente valgono anche le persone, io credo che sia importante anche quello e non pensare soltanto a quello che può essere il partito. Sicuramente credo che ci accomuni a Castelfranco un progetto molto simile tra quella che era inizialmente la coalizione di centrosinistra e poi cui ha aderito anche la coalizione di Daniele Manente. Le cose si fanno alla luce del sole, senza accordi sottobanco, e che l'abbiamo fatto con lo spirito di voler aiutare il cambiamento, non contro qualcuno, ma abbiamo messo assieme le forze e questo è importante. Castelfranco resta una città divisa. 5 anni fa Marcon vinse con meno di 500 voti di margine. Guimenton ha prevalso per 236 schede. Io credo che la città chieda che i toni vengano abbassati e i litigi che ci sono stati negli ultimi 2 anni non hanno certo fatto bene a Castelfranco, sia da una parte che dall'altra. Quindi spero che la prossima amministrazione, il prossimo mandato sia all'insegna dell'interesse per la città e all'insegna della correttezza anche nei rapporti. Sono 6 i consiglieri di minoranza. Non è detto che Pozzobon rimanga. Adesso è presto per dirlo perché vediamo nei prossimi giorni. Per Castelfranco e la sua storia è un segnale l'elezione della nipote di Tina Anselmi. Sarebbe contenta perché ha vinto una coalizione fatta di tantissime persone che hanno unito le loro idee per una Castelfranco diversa, per una Castelfranco possibile. Castelfranco può è stato il nostro motto per tutta la campagna elettorale. Nella maggioranza di 18 consiglieri entra anche la rappresentanza dei giovani di Punto d'incontro. Mi sento onorata e lusingata, però mi rendo conto di avere una bella responsabilità di rappresentare tutti i giovani e tutte le persone che hanno votato me, hanno votato Punto d'incontro. Finalmente i giovani entrano in consiglio, finalmente si può fare davvero la differenza anche per le nuove generazioni. Dobbiamo iniziare appunto a metterci, a confrontarci tra di noi, tra il gruppo ormai esteso, che per me è un unico gruppo, e iniziare a capire come formare la giunta e capire come iniziare a governare Castelfranco.